Ciao a tutti amici di In The Music da Marco, buon pomeriggio, buon sabato, arrivati oggi alla 20ª puntata, un piccolo compleanno, un piccolo passo in più. Tanti artisti, tanti locali hanno partecipato alle nostre puntate e noi li ringraziamo uno ad uno. Grazie a voi, grazie a tutti quanti, agli artisti che sono stati intervistati, che hanno partecipato, che hanno dato un qualcosa di loro al nostro programma. Grazie anche a tutti i locali e ai telespettatori, che sono tanti, a scriverci le mail, gli sms, li sentite ad ogni puntata. Grazie di cuore a tutti. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz. E allora cosa dire? Andiamo a vedere un po' come eravamo, perché c'è un piccolo The Best of In The Music, il meglio di In The Music. Andiamo a vedere qualche pezzo di intervista di personaggi che sono stati con noi. Amici di In The Music, siamo con un grande ospite questa settimana, con Simone Ravenda. Ciao ciao. Sapete chi è? Non lo sapete? Vi facciamo vedere chi è. Lui è stato anche Italian Got Talent, è un personaggio molto bravo e ormai conosciuto, adesso ci dimostrerà qualcosa. Grazie per essere qui, grazie. Abbiamo anche un pezzo di pubblico oggi, mi hanno portato i fiori, eccoli qua, grazie. In The Music continua, abbiamo Nicola Previti, ce l'abbiamo al telefono, Nicola Previti. Ciao a Nicola, tutti. È un grandissimo illusionista, un grande amico, ce l'abbiamo qui con noi oggi. L'altra settimana abbiamo avuto Simone Ravenda, quindi mi sta prendendo un po' questo discorso della magia illusionismo. So che mi hai preparato un giochetto, qualcosa, siamo a distanza di un po' di chilometri, riusciamo a fare qualcosa qui? Abbiamo, guarda, coi potenti mezzi abbiamo parecchi chilometri Sì. di distanza, però guarda, il pubblico a casa rimarrà stupito. Guarda, io conterò fino al 3 Sì. e prometto che tu sparisci per qualche istante. Ma va, dai. Non ci credi, guarda. No. 1, 2, Marco Sì. pronto, 1, 2, 3. Impossibile. Sparito. Ehi, ma Ehi. Nicola, no, ma guarda, vuoi tornare? no, Vuoi tornare? io sono qui nella festa, vedi, è pieno di gente, è bellissimo qua. Lasciami qua, va, che così me la passo un pochino. No, guarda, No. non posso lasciarti lì perché sennò chi conduce il programma? Devo farti per forza di cose ritornare indietro. Vai, Guarda, vai. Basta 1, 2, 3 e voilà! Oh, madonna, è stato bellissimo, Nicola Previti è formidabile, è formidabile. Ciao amici di In The Music, siamo qui con la prima tribute band ufficiale di Tiziano Ferro. Sepolto dal suo bianco, mi specchio e non so più che cosa sto guardando. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso è quello che sento. E ricordati, tutto questo coraggio non è E per verso di Giulia un saluto a tutti gli amici di In The Music! Ladies and gentlemen, siamo qui con Johnny Depp, siamo a Los Angeles, abbiamo trovato questo amico. Yes, how are you? How are you? Very nice, thank you. Yes, I'm very happy to be here on this TV show, and thank you for watch me today. Yes, I'm very excited. So. L'accento è proprio americano, l'avete sentito?
Invece no, dai, lo svegliamo. Yes, Diciamo. we dai. can relay. Sì, ok. Grandissimo, lui si chiama Elia Piva. Hi, hello, I'm Jack Sparrow. I'm here in San Marco Square, Venice. Very nice weather, beautiful Italy. Okay, I'm here now to enjoy this beautiful, fantastic day. Oh, my friend is coming. Oh, come on, come here. Oh, amici di In The Music, ciao a tutti dall'inconfondibile inglese del nostro Jack Sparrow. Sembrava quasi un po' ubriaco. Ho bevuto un po' di rum, parliamo anche in italiano adesso. Il nostro Elia Piva qui a Venezia. Salve a tutti ragazzi, il pirata dei lidi, ciao a tutti. Sei sbarcato con la gondola oggi, eh? Sì, mi hanno dato un passaggio in gondola, guarda, ho tutti i miei agganci qui a Venezia, mi danno sempre passaggi i miei amici gondolieri. Finalmente un po' di sole Sì, un e po' noi, di sole. e noi andiamo a godercelo. Facciamo un giro. Andiamo tutti a mangiare un bel gelato. Ecco, facciamo un giro in piazza San Marco e salutiamo. Belle ragazze in bikini. In piazza San Marco è pieno, infatti, come la spiaggia, vedi? Sembra la spiaggia di Venezia, bellissima. Amici di In The Music, il nostro Jack Sparrow è ancora, Ciao, è ancora preso tanti saluti dal vostro pirata dei lidi, il pirata dei lidi. È un po' il ticcio. Finalmente ad In The Music in persona, Claudio Valente. Ciao a tutti, ciao. E allora, finalmente, no? Finalmente ci vediamo anche di persona oltre che in video. Beh, guarda, ti dico, abbiamo visto il video l'altra volta, abbiamo detto dobbiamo averlo qui con noi. Chi è che ha ideato la canzone? Cioè, tu sei un cantautore, i nostri amici di In The Music sono curiosi, vogliono sapere se sei un cantautore o se sei solo un interprete. No, la canzone l'ho scritta io, testo e musica, anche l'idea di Lei non esiste, questa storia un po' particolare con le due ragazze, che poi è una sola in realtà, che rappresenta due aspetti diversi della femminilità, è un'idea mia. Una panchina, un parco, foglie morte, che bel scenario per un grande amore, nutrito e riscaldato dall'inverno, si scioglie poi come gelato al sole. Lei è di moda questa settimana, è una farfalla nuda americana, è un palloncino che ti vola di mano, lei odia il sushi e vuole il messicano. Lei è la Gestapo nei tuoi sogni sporchi, è un'infermiera e la professoressa, la casalinga della porta accanto, la poliziotta che ti odia tanto, la poliziotta che ti odia tanto, la poliziotta che ti odia tanto, la poliziotta che ti odia tanto. Lei non esiste, 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 lei non esiste. Settimana molto intensa, abbiamo il Beethoven del 2000. Con noi oggi ospite Cristian Salerno, pianista, compositore, 4 milioni di visite su YouTube. Diamo il benvenuto ad Alessandro, gestore del Galileo Wellness, l'unica vera spa in centro a Padova. Qui dall'Hilton Garden Inn con Angelino, un amico che ho trovato per caso dopo tutti questi anni. We don't care about what other folk got to think about you. We don't care what they got to say. In The Music, amici, siamo sempre in giro per locali e situazioni.
Oggi siamo venuti a trovare un amico, un grande DJ, performance, entertainment, un artista a 360 gradi, e ce l'abbiamo qui, Luciano Gaggia, con noi ad In The Music. Questa sera è con noi un DJ storico, pensate che ha più dei miei anni, che ha un piacere, anzi una fortuna per me e anche per lui, è con noi Amanzio Lurve. Venuti a trovare oggi il nostro amico Robert LeBlanc, lo stilista. Ciao Robert. Ciao Marco, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, dai. Bene. Sì. Adesso vi faccio vedere a tutti i nostri amici da casa in 5 minuti 10 come si fa a modificare una maglia anche magari vecchia o che ha un po' di anni e si vuole magari renderla un po' più fashion, un po' più attuale. Greta, poi... Madonna, ma sei sempre in mezzo, non te ne stavi nel divano. Sì, mettiamo questa qua. Stefano, mettiamo questa. E che stai a fare? Mi sto sistemando in mezzo. Mi sto sistemando per lanciare il video. Sì, guardiamoci il video, dai, che c'ho da lavorare io, dai, Galdoni. Che lavorare, che stavi nel divano, amici il video, dai. Vai. Dai, smettila. No comment. Come promesso, amici di In The Music, eccoci qua con Marco. Afterlife. Sì, Marco. Marco, Sì. Filippo, Federico e Alessandro. Li abbiamo visti ancora un paio di mesi fa al Popcorn con la prima puntata, diciamo, il primo atto dell'Afterlife, e adesso è il secondo. E adesso siamo qui in piazza. In piazza, in centro a Mestre. In centro a Mestre, in centro in piazza Ferretto. Una bella location. È una bella location, sì, anche perché qui è raggiungibile da tutti i giovani, diciamo, visto che si trova proprio nel fulcro della movida, se vogliamo chiamarla così. Appunto, come mai avete scelto un posto di... allora, l'altro era un po' più di tendenza, no? E questo è un po' più elegante, però comunque il vostro stile è sempre di tendenza, no? Il nostro stile è sempre lo stesso, però ci è capitata la possibilità di organizzare un evento qui e non ce la siamo fatta scappare. Benissimo, bene. Infatti ringraziamo anche il nostro capo Mattia che sta gestendo questo bar in maniera eccezionale. Infatti dopo andremo a salutare anche Mattia. E allora, com'è andata? È andata bene tutto sommato. Ci siamo divertiti, la gente ho visto che è rimasta soddisfatta comunque. C'era una buona affluenza, ho visto. Sì, abbiamo fatto più gente del previsto e un evento anche questo ripetibile, come tutti gli Afterlife, si sono divertiti tutti quanti. Bene, prima ti abbiamo visto anche suonare, no? Sì, appunto io sono con un mio amico musica elettronica
direttamente dal vivo con drum machine e sintetizzatore, e abbiamo pensato di proporlo in un evento come questo, perché sinceramente di formazioni così non se ne vedono spesso, e quindi ho pensato che fosse simpatico e anche interessante proporre una cosa simile. Tu hai studiato il pianoforte, cosa hai fatto? No, ti dirò, io ho studiato chitarra da quando avevo 9 anni e da autodidatta prevalentemente, poi nel corso degli ultimi 3 anni, cioè insomma la disciplina c'è sempre stata, ma con gli ultimi 3 anni ho avuto insomma anche un tutore che insomma riusciva a rigorizzare, vabbè insomma. Abbiamo capito. Bravissimo. E quindi nel contempo ho conosciuto anche Andrea, che è il mio partner di suonate, e insomma abbiamo visto che i nostri gusti musicali si conciliavano e abbiamo cominciato a suonare, e sono cominciato a venire fuori i primi pezzi, anche perché appunto noi proponiamo remix fatti sempre da noi, ma soprattutto autoproduzioni. E sì, appunto io diciamo che non faccio parte del nucleo originale degli organizzatori, però in vista di questo evento, visto che io da tempo conosco già tutti gli organizzatori. Se io mi stacco lui continua. Come? No, se mi stacco continua. Non sapevo se era. Sì, parla della macchinetta. Prego. Sì, insomma, volevo proporre da tempo un evento simile, e in questo modo sapendo... Allora, come va? No, continua io. Sì, appunto, sapendo che anche loro volevano fare qualcosa di simile, allora ci siamo venuti un attimo incontro e abbiamo organizzato questo. Benissimo, bene. Abbiamo visto, bravi. No, con la drum machine l'abbiamo visti prima. Afterlife, c'è già in previsione qualcosa di nuovo, qualche altro? Perché so che voi avete tante idee, ancora prima di finirne una siete già con l'idea del prossimo. Esattamente, adesso vedremo di organizzare altri eventi, non sappiamo ancora se qui o in altri locali. Spiaggia, niente? Spiaggia, sì, stiamo organizzando anche qualcosa in barca. Ci abbiamo pensato e molto probabilmente vedremo come verrà fuori, speriamo bene. Beh dai, sono già andate bene 2. Non c'è 2 senza 3 si dice, 4 viene da 6. Il 5 speriamo che venga, dai. Ecco, benissimo. Allora noi dal centro di Mestre, questo bellissimo locale, ringraziamo gli amici dell'Afterlife, vedete c'ho la capsula anch'io che mi parte, e verremo a trovarvi anche, no? Nelle prossime. Assolutamente. DJ Sant, grazie DJ Sant, sopportatelo. Supportate, buona musica ragazzi. Supportatelo per piacere, che ci fa 2 palle così tutti i giorni. Ecco, benissimo, allora ragazzi grazie. Un saluto. Buon weekend. Divertitevi. Buon inizio estate e buon proseguimento anche. A lui non le do più il microfono. Basta, ciao amici, ciao. Questo parla sempre lui, continua sempre. Eccoci qua finalmente con Mattia, uno dei soci di questo bellissimo locale in centro Mestre. Ciao a tutti, sono Mattia. Eccolo qua, Mattia che non è veneto, ma è... Io arrivo da Milano e sono qua da 9 mesi, ho trovato questa opportunità, ho visto subito questo bar che è il più bello di Mestre fondamentalmente, e mi ricorda un po' la mia città nativa, e di conseguenza eccomi qua pronto a rendere Milano più vicino di quello che è. Appunto, perché vieni da una realtà diversa, cioè nel senso Milano e Venezia, Mestre, la provincia di Venezia, sono 2 cose un po' come gente, come usi, abitudini. Te l'hai già vista questa differenza? L'ho notata quasi da subito, da un lato una cosa molto bella per i veneti, l'attaccamento alle tradizioni, alla radice, alla famiglia e tutto, e dall'altro la voglia di cercare qualcosa di nuovo, però non si spingono più di tanto, e penso che con il mio ingresso qua in questa città qua loro siano un po' più invogliati a spingersi un po' oltre. Quindi vuoi portare qualcosa di nuovo? Innovazione, un po' di innovazione. Perché infatti è un po' stabile, diciamo, la situazione, a parte la crisi che purtroppo c'è. E la si sente. Esatto. Tu hai fatto anche questo azzardo. Ho fatto questo azzardo, però d'altronde coraggioso. Chi non risica non rosica, e quindi infatti bisogna rischiare, no? Nella vita. Se non si rischia non si vince.
giovane. 27 anni. Ecco, quindi abbiamo una mente fresca, pronta a portare dei nuovi eventi, delle nuove situazioni qui a Mestre in provincia di Venezia. Quindi questo è il primo evento. Questo qua è il primo evento, se ne succederanno molteplici, di cui la serata questa venerdì, ogni venerdì ci sarà l'afterlife con dinamiche un po' più da spritz, seduti eccetera. Alla domenica vorrò fare l'happy hour, alla milanese ma con prezzi della zona, ok? Pranzi di lavoro non sparati, perché assolutamente no, assolutamente sparano no. il prezzo, no, più in probabilmente. No, assolutamente, assolutamente alla portata di tutti. Io voglio creare un locale alla portata di tutte le tasche con molteplici target, dove anche le pause pranzo saranno per gli studenti con prezzi agevolati. Bella ok? questa cosa, sì. Primi piatti, secondi freddi, sia per signori che vengono dalle banche, per esempio, uffici, eccetera. Anche perché magari il fare mangiare sicuramente più genuino di un McDonald's, perché la gente sennò, perché guardano anche il prezzo sul mangiare, nel senso meno paghi, secondo me anche la qualità. Certo, vai dal McDonald's, ti mangi, con tutto rispetto per il McDonald's, però mangi il panino a €1, almeno qua magari ne spendi un po' di più, ti mangi semplicemente 1,50 in più e uno si mangia una pasta cosa che fresca, ne so, ecco, quindi appena fatta, comprese piadine, panini eccetera, appena tagliati e tutto. Allora bisogna venire anche a pranzo? Assolutamente. Sarò sempre qua allora. Dalla colazione fino al cocktail della sera. Io mi presento alle 7, faccio colazione e dopo resto qua con te la sera. Esatto. E a fine mese lo stipendio lo dividiamo. Benissimo, allora prossimo appuntamento venerdì. Venerdì prossimo. E dopo tutte le altre date guardano sulla pagina di Facebook. Guardano sulla pagina di Facebook, dove metteremo anche dei concerti live, delle serate per gli artisti anche, fotografi o pittori e quant'altro, che hanno sempre poco spazio, l'arte ha poco spazio, quindi diamo vita a all'ecletticismo del pensiero umano. Beh, hai detto tutto, quindi noi ti ringraziamo per averci ospitato con le telecamere, per averci fatto trascorrere questa bella serata, e fra 5-6 giorni siamo qua di nuovo, Siamo perché pronti. anch'io sono pronto per un'altra serata, perché è stata molto bella gente, bravo, complimenti e tanti auguri. Ciao. Auguri, ciao. Ciao Ciao a tutti. Ciao. Un buon sabato, un buon weekend a tutto il nostro pubblico da casa, ed è giunto il momento degli SMS, delle mail, però mi manca il materiale dei tablet del nostro telefonino e la regia che c'è una grazia infinita. Ciao, sono Franco da Milano, ma quanti locali glam che seguite, ma è possibile anche se non sono una star essere con voi? Ma certo Franco, noi siamo per tutti, quindi anche tu sarai con noi. E sono Emma da Trento, e più vi seguo più mi appassiona lo style dei locali nuovi che mi fate scoprire grazie ad Inda Music. Ciao, sono Marco da Crema, vi seguo sempre e vorrei avere una scaletta di tutte queste location dove siete con Inda Music. Marco, basta che vai sulla pagina Facebook di Inda Music o di VC Entertainment e scoprirai tutti i nostri appuntamenti. Buon pomeriggio, sono Greta da Trieste, ma vi ho già visti in giro per il locale, siete troppo giusti. Sono Adele da Firenze, è possibile avervi con me? Ho un locale elegante da aperitivo e apri serata, ma ci vorrebbe quel tocco in più. Adele, contaci, noi siamo già con te e comunque ci teniamo in contatto attraverso il nostro numero di SMS, oppure ovviamente attraverso la nostra posta elettronica info@vce-entertainment.com, e ci accordiamo per tutto. Ciao, sono Cristina da Milano e sono una stilista, e seguendo Inda Music capisco con queste realtà nuove che scopro cos'è la vera moda. Eccoci, siamo gli amici del Bar X, non si vogliono far scoprire e vi seguiamo sempre. Abbiamo un target di serata di pause, possiamo fare qualcosa assieme? Certamente, poi anche il genere di pausa è quello anche di Marco Mix, e quindi amici del bar Puntini, contattateci. E come sempre
continuate a scriverci sms e mail. In The Music è sempre con voi. Seguiteci sempre, numero e sovrimpressione, la mail anche info@vclineitamenoentertainment.com oppure il numero 377 9480 404. Scriveteci, seguiteci in streaming ovunque voi siate, da qualsiasi dispositivo, a www.caffetv24.it. E anche per questo sabato In The Music è terminato. Io continuo ancora molte cose da fare, poi la sera andiamo a divertirci in giro per i locali, a vedere gente nuova, a conoscere nuove persone e a preparare qualcosa di nuovo per voi. Ciao, buon weekend.